E buongiorno a tutti amici di Mattoscacco. Oggi siamo qui per andare a commentare le partite di Marco Montemagno. Marco Montemagno, per chi non lo conoscesse, è un personaggio eclettico, interessato dal mondo del marketing, del business, ultimamente anche dagli scacchi, e ci sta dando tanto parecchio dentro. Ha fatto una crescita veramente velocissima e attualmente, per quanto riguarda le partite rapide, il suo account si aggira attorno ai 1640 punti, un punteggio assolutamente rispettabile. Oggi che cosa farò io? E questo è il mio account. L'altro giorno ho raggiunto quasi 2000 punti sull'Ampo, ritorna finalmente su 2000 punti, mentre sulle Rapid per fortuna li abbiamo già raggiunti. E quindi, dato che Marco sta facendo questa sfida di arrivare a 2000 punti, io dal basso di questi miei punti online, perché si può arrivare molto più in alto e spero in un futuro di arrivarci anch'io, do i miei consigli. Quindi analizzerò alcune partite di Marco, le andremo a vedere, quelle alcune vinte, alcune pareggiate, alcune perse, e da quelle perse dove si può imparare di più, e le andremo a commentare. Essenzialmente facciamo quello che si fa sull'Accademia di Mattoscacco, dove per 29 € al mese, oltre a una valanga di cose che avete anche un maestro fide che video commenta le vostre partite, ragazzi. Che cosa? E non avete un numero limite, potete darne quante volete in pasto. Ok, allora ho selezionato alcune partite. Io andrei a vedere questa qui. Montemagno gioca con il bianco 1641 punti contro lo suo sfidante da 1602. Questa, se non erro, è la partita vinta. Una bellissima partita, ma anche nelle partite vinte a volte ci possono essere imprecisioni. E4, E5, cavallo F3, D6, difesa Philidor, D4, diciamo risposta tipica, C3, arriva il gambetto. Non so se questo ha un nome, questo gambetto. Qui chess.com mi suggerisce gambetto Beard. L'idea del bianco è quello di dare subito un pedone, addirittura neanche lo ricattura immediatamente col cavallo, per un rapido sviluppo. Questo cosa mi fa capire che il bianco è un giocatore assolutamente d'attacco. Io personalmente, per il mio stile di gioco, non avrei mai ceduto un pedone in apertura, anzi adesso siamo a 2 pedoni. Ovviamente quello che probabilmente cerca, si augura il bianco, è che il nero catturi il terzo pedone per poi arrivare in questa situazione con questi due alfieri che sono devastanti. Ok, cavallo in C6, arco corto, alfiere G4. Come possiamo vedere, il bianco sta ritardando il più possibile la cattura di questo pedone, sempre con la speranza che il nero giochi C per B2. Arriva l'inchiodatura sul cavallo, finalmente il bianco recupera un pedone, quindi è solamente ora un pedone di svantaggio, e arriva cavallo in E5. E qui devo dire che l'occhio tattico di Montemagno è stato eccezionale. Difficile da vedere, ma questo significa che conosce benissimo il pattern del matto di Legal. Quindi qui gioca cavallo per E5, lasciando la regina scoperta. Ovviamente la regina non si può catturare, poiché veramente segue il matto in 2. Scacco, qui c'è il cavallo, quindi unica casa di fuga per il re è questa, e poi arriva il classico scacco matto devastante con 2 cavalli e un alfiere. Bellissimo, bellissimo. A questo punto il nero si rende conto che non può catturare la regina, altrimenti perde la partita, e dopo D per E5, donna per G4, qui il bianco sta benissimo. Adesso abbiamo un +2 di materiale per il bianco, cavallo F6 minacciando la regina, regina in G3. Ottima questa ritirata, perché dà sempre uno sguardo su G7 e questo impedisce al nero di andare a sviluppare quell'alfiere. Donna in D6, non potendo sviluppare questo alfiere, il nero decide di arroccare lungo, e adesso arriva cavallo B5. Qui ho un piccolo appunto iniziale da fare. Fin qui partita eccezionale, tutto veramente a prova di motore di scacchi, e qui il mio piccolo consiglio, il mio piccolo appunto. Spesso si tende ad andare subito all'attacco quando lo sviluppo non è ancora completato. Questa è, diciamo, la regola più semplice, ma spesso siamo così dentro le partite che ci dimentichiamo di questa semplice regola. Completiamo lo sviluppo e poi facciamo le cose. Cosa vuol dire completare lo sviluppo? Far comunicare queste due torri, possibilmente centralizzare le torri, e poi fai tutto. Vuoi attaccare la donna? Completiamo lo sviluppo. Vuoi attaccare la donna?
torre di 1, portiamo in gioco un altro pezzo, il cavallo l'abbiamo già mosso, perché andare a muovere subito un'altra volta il cavallo? È vero, ci sono attacchi interessanti, ma è ancora prematuro. Più pezzi abbiamo in gioco, più pezzi abbiamo in attacco e maggiori saranno le nostre possibilità di attacco e le nostre possibilità tattiche. Quindi o torre di 1 immediatamente o addirittura tiriamo fuori l'alfiere e poi portiamo le torri in gioco. C'è tutto il tempo di fare cavallo B5, o se il nostro avversario perderà un tempo per giocare a 6, va bene, non potremo più giocare cavallo B5, ma intanto una torre on the face gli arriva sempre. Quindi piccola imprecisione se vogliamo, donna in C5, B3 per supportare l'alfiere che era minacciato dalla regina, minaccia sul cavallo e mossa intermedia, importantissima ragazzi, non ogni volta che vi minacciano un pezzo dovete andare via, ma esistono le mosse intermedie, cioè io ti faccio una minaccia ancora più importante, questo è molto importante, regina in E7 ovviamente per dare uno sguardo su C7 e adesso il cavallo si deve ritirare, ecco perché era migliore una torre rispetto che il cavallo, perché comunque dopo aver fatto una serie di giri il cavallo è tornato in C3, è sempre facile parlare col senno di poi, ma i principi parlano chiaro. Tutti i pezzi in gioco. Prima completo lo sviluppo e poi faccio le varie cose. Arrocco lungo da parte del nero e a questo punto allora siamo un +2 di materiale. Il bianco gioca alfiere G5 che è un'inchiodatura fastidiosa, per carità ci vuole sempre, anche se bisogna chiedersi se su per esempio H6 in partita che cosa viene giocata. Proprio H6 che cosa bisogna fare, perché se catturo magari questo cavallo, magari posso aprire la colonna al mio avversario, mi crea problemi. Ancora una volta qui avrei giocato in maniera più semplice possibile. Sono in vantaggio di +2, benissimo, porto i pezzi in gioco e chiedo un cambio. Gioco semplice, ho un +2 significa partita vinta, quindi io riduco la partita ai minimi termini. E invece viene giocata alfiere in G5. L'alfiere era già stato sviluppato, viene mosso un'altra volta, ma ci sono le torri poverine che devono ancora giocare. Qui viene minacciato l'alfiere, mossa intermedia, anche questa molto interessante. Alla fine il bianco decide che non è il caso di dare l'alfiere, anche perché avevamo visto che si apriva la colonna. Alfiere in E3, qui si perde momentaneamente un pedone, ma con questo bellissimo colpo tattico, donna G5, scacco e si attacca il cavallo, F5 si cattura. Qui la partita va veramente allo scatto fascio, qui il cavallo tiene un ottimo avamposto e la partita prosegue molto bene. Qui ovviamente il piano di gioco è corretto, quello di andare a creare una rottura su B5 e cercare di aprire le linee, no? Qui ora ci sono troppi pezzi contro il re, c'è l'alfiere, c'è quest'altro alfiere, c'è il cavallo, c'è la regina e c'è la torre. La partita deve finire solo in un unico modo. Qui tutto corretto, qui tutto molto corretto, qui credo che ci siano 40 modi diversi per vincere la partita, tra cui donna 4, interessante, anche qui funzionano tutte, funziona torre A1, funziona la mossa che è stata giocata in partita e qui, vabbè, la partita si vince perché troppo vantaggio di materiale e credo che arrivi anche lo scacco matto. Bellissima partita, quindi due piccolissimi accorgimenti per rendere la partita ancora più bella, ma questa è stata una bellissima partita, soprattutto il sacrificio iniziale con possibile matto di Legal. Vediamo questa seconda partita, giocato contro un avversario molto forte, avversario della Romania, 1746 punti. Ancora Montemagno col bianco e 4 di 5, questo prende il nome di difesa scandinava e qui viene giocata cavallo F3. Generalmente qui la mossa principale è cavallo C3 perché tanto cavallo C3 è una mossa che comunque va fatta ed è una mossa che guadagna un tempo sulla regina, quindi in genere si gioca prima cavallo C3, ma credo che sia semplicemente una trasposizione di mosse, tant'è che infatti adesso arriva. Alfiere in C4, alfiere G4 e adesso questa inchiodatura devo dirti che è un po' da noia, perché magari gioco H3, lui va in H5, bisogna vedere un po' come va la partita, bisogna vedere, questa inchiodatura un po' mi dà noia. Arco corto, pedone in E6, D4, C6, forse un eccesso di prudenza per il nero, che va a bloccare, mette una casa di blocco dove in futuro può andarci un cavallo, ma soprattutto impedisce ogni tipo di spinta a questo pedone di 4. H3
E qui mi aspettavo tutta la vita alfiere in H5 che secondo me, ripeto, avrebbe creato qualche grattacapo al bianco che non avrebbe mai potuto spostare la sua regina, altrimenti, anzi no, in D3 in realtà credo che vada bene, credo che non ci siano cose particolari, forse c'è alfiere G6 subito, però creava qualche problema. Invece dopo questa cattura in realtà il nero ha risolto tutti i problemi del bianco e qui la posizione del bianco secondo me è fortissima. Coppia di alfieri, posizione aperta, regina ben posizionata, secondo me va benissimo. Cavallo in B va in D7. Cavallo in B in D7 credo che sia l'unico sviluppo possibile per questo cavallo, non credo che l'idea sia di sostenere una di queste spinte. Alfiere in F4, fin qui credo che sia tutto ok, e adesso donna G3. Ancora una volta abbiamo visto lo stesso piccolo errore, se vogliamo, imprecisione della partita di prima. Lo sviluppo non è completato, lo sviluppo viene completato quando tutti i pezzi vengono messi in gioco. Torre in A va in D1, torre in F va in E1. Ora, non è che in tutte le partite le torri devono andare sempre al centro, questo è un principio generale, ma in questo caso sì, perché una torre va a sostenere questo pedone che non è forte, questo pedone non è forte e non è facile da difendere, e con l'altra andiamo sicuramente a posizionare l'altra torre su una colonna semiaperta. Qui donna G3. L'idea probabilmente è di attaccare questo punto e sul rocco c'è il giochino, che credo non funzioni perché qui c'è la difesa solita con cavallo H5 dove si minaccia sia la donna che si tiene il punto, quindi non funziona. Ma il problema è che qui cavallo H5 funziona subito ed è così che va in partita, che crea questo attacco doppio fastidiosissimo dove il bianco deve perdere un tempo a spostare la donna, perde l'alfiere, deve perdere un tempo a ricatturare. Questa non è stata una gran mossa, ancora una volta qui anche il motore, vediamo un attimino anche il motore come seconda, prima scelta, sta cambiando idea continuamente. Prima scelta torre F in E1, torre F in D1, sta cambiando scelte varie volte, però sicuramente quello di centralizzare le torri è sempre cosa buona e giusta. Invece qui arriva appunto questo piccolo doppio. Va bene, la partita non è finita. Qui il bianco, il nero, scusatemi, chiede un cambio di donne. Bisogna capire ora dove mettere questa regina. Sicuramente ci sono delle caselle interessanti, C7 dove attacchi subito su B7, però vai nel campo avversario, bisogna considerare varie cose. Qui viene giocata regina in D2. Ecco, questa probabilmente è la mossa che non avrei mai fatto. Avrei considerato sicuramente donna G3 per attaccare qui. Perché non avrei mai giocato regina in D2? Perché? Perché come dicevamo questo pedone è debole. Perché questo pedone è debole? Perché per essere difeso occorrerebbe spingere C3, ma al momento non è possibile, bisognerebbe prima togliere il cavallo. Ma anche se riuscissimo a giocare pedone in C3 che consoliderebbe un pochettino il tutto, comunque la regina in D2 si mette proprio a tiro di una mossa che prima o poi sicuramente farà il nero, cioè ossia quello di giocare sull'unica colonna semiaperta che ha a disposizione. Quindi con torre di 8 ho fatto subito così a caso questa mossa, ma con l'idea di andare a giocare veramente contro questo pedone e sfruttando l'inchiodatura che c'è poi del pedone, perché dietro c'è la donna. Quindi andiamo a creare delle possibilità al nostro avversario, tenendo conto che avrebbe sicuramente prima o poi giocato sulla colonna D. Quindi così, diciamo, mi vado un pochettino ad auto inchiodare. Comunque, ancora una volta, non è questa la mossa che ti fa perdere, ma è una piccola imprecisione. La regina si sposta a 3 e qui sono abbastanza d'accordo con questa cattura, perché è vero che questi pedoni sono doppiati brutti, ma finalmente il pedone di 4 ha un sostegno. Va bene. Arrocco corto, arriva a torre in B1, va bene, un attacco sul pedone B7 non fa mai male. B6, che ha lasciato un pochettino debole questo pedone. Torre va benissimo, la torre si prende finalmente quella colonna, arriva l'avanzata del pedone e adesso alfiere in E4 che minaccia la torre, spinta del pedone molto audace, cattura di alfiere. Si poteva andare di regina? Ok, forse leggermente anche secondo il motore meglio la cattura di regina, ma è veramente poco. Io veramente soffro sempre tantissimo di queste cose, cioè che mi vado ad autoinchiodare i pezzi. È vero che c'è C4, però se probabilmente a distinto sarei andato di regina. Arriva il cambio di torre, arriva C4
E ora qui si arriva in un finale perché praticamente si cambia tutto. Ecco, qui arriviamo a un punto interessante. Arriva il cambio del cavallo e ora bisogna scegliere se catturare di pedone, di torre o di regina. E fa veramente la differenza la cattura. Allora, se cattura di pedone mi vado a sdoppiare il pedone e mi creo il pedone passato. E questo è un pedone difeso 2 volte ed attaccato 2 volte. È difficile che il mio avversario riesca a portare un terzo attaccante perché se mette il re davanti la torre non attacca più. Quindi è un 2 contro 2, nessuno riuscirà a catturare questo pedone, ma se non altro è un pedone passato. Quindi in qualche modo il mio avversario deve sempre stare un pochettino lì a guardia di questo pedone perché potrà andare a promozione. E quindi creo un problema e ho sdoppiato i pedoni. La cattura che invece viene giocata in partita è una cattura che purtroppo non è forte come la cattura di pedone. Perché? Perché non ho sdoppiato il pedone e anche qui, dopo la cattura di tutto, qui c'è un problema. È vero che ora c'è il pedone in fuga, ma il suo re è molto più vicino all'azione. Il mio re purtroppo ha bisogno di un pochettino più di tempi per entrare in gioco. Adesso questo è un finale pieno, questo è proprio un finale totale, finale di pedoni ed è un finale di 6 pedoni contro 6 dove abbiamo una struttura possiamo dire simmetrica ad est e una struttura un pochettino più complessa ad ovest dove è comunque un 3 contro 3. Qui c'è un pedone passato, è vero, ma la fregatura è che questo pedone passato facilmente può essere bloccato e quindi anche attaccato e che il nostro re è parecchio lontano. Ora c'è una regola molto importante nei finali che è l'attività del re. Un altro modo per ricordarti sempre di muovere il re nel finale è che il re nel finale vale 4 punti. Quindi voi immaginate che adesso qui avete tutti pedoni che valgono un punto, 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 e che poi avete un pezzo che vale 4 punti e un pezzo che vale 4 punti. Se hai un pezzo che vale 4 punti, lo lasceresti a casa? Re F8, mossa corretta nel finale, il re che vale 4 punti va usato, non puoi lasciare un pezzo che vale 4 punti e che non lo usi. Qui, mossa migliore per il bianco, re F1, questo re deve essere attivato. Non si possono fare le spinte di pedoni, questo è uno degli errori più comune, che c'è sempre, errore che ho commesso sempre anch'io, quello di dire ma sì, tanto il mio re è lento, ora che portalo in gioco, poi si vede tutto il resto. Il re nel finale deve essere centralizzato. È una regola che abbiamo già sentito 1000 volte, ma va sentita la 1001 volta, perché il re è un pezzo che vale 4 punti nel finale e bisogna renderlo attivo. Immaginati che forte che potrebbe essere questo re magari in B5, potrebbe essere veramente fortissimo. Ad est non succederà mai nulla, perché sono 3 pedoni contro 3 pedoni e non succederà assolutamente nulla. È qui che si sta svolgendo la partita, quindi portare il re in queste zone. F4 invece, purtroppo con F4 è vero che abbiamo reso un pochettino la strada più veloce, ma l'obiettivo del bianco non è andare in E4, ma l'obiettivo è comunque quello di andare in C4 e B5, andare in queste zone, andare a dare una mano qui sull'ala di re, anche perché se il bianco, ripeto, riuscisse a catturare qualche pedone, qui magari i pedoni del bianco riescono ad andare in fuga. Quindi tempo un pochettino perso, qui C4 per rafforzare, ma ulteriori tempi persi. Qui c'è un piccolissimo colpo tattico che aveva il nero, B5, difficilissimo da vedere. Ovviamente è qui il bianco deve fare qualcosa, altrimenti magari ti arriva un pedone passato e si va a promozione, quindi catturi, re D6, qui il nero ha il controllo totale della situazione. Per fortuna il nero non vede questa mossa, gioca A6 e qui ovviamente si può giocare A4 con l'idea di bloccare totalmente ogni avanzata del nero. Monti decide di portare ora il re in gioco, per ora è importantissimo giocare A4 per impedire le avanzate. Qui ancora mosse di pedone inutili ad est, perché ad est non succederà nulla, è impossibile che uno di questi 3 pedoni, sia del bianco che del nero, vada a promozione. Perché? Perché i re sono troppo vicini all'azione a destra e non succederà mai nulla. È di lì che si sta giocando la partita. Quindi A4 e il re che cerca di dare una mano da quelle parti. Spinta di pedone, cattura, cattura. E ora purtroppo
il re si avvicina e probabilmente adesso bisogna cercare di evitare che il re bianco possa veramente fare andare i suoi pedoni a promozione, ma ancora una volta un'ennesima mossa di pedone ad est e qui la partita, ok, è completamente finita. Il nero riesce a portare in gioco i suoi pedoni e a scortare il pedone fino alla promozione. Quindi questa partita si è giocata sul finale. Si dice sempre che i finali siano la fabbrica dei punti, no? Uno gioca benissimo un'apertura, benissimo un medio gioco, poi si perde nel finale. I finali poi elementari, che sono quelli di pedone, bisogna conoscere molto bene, capire subito dove bisogna portare il re, dov'è il centro dell'azione. Questo era molto 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 importante. Andiamo a vedere quest'altra partita che, se non mi sbaglio, questa è finita in parità. No, ha vinto il nero, ok. Vediamo questa partita contro un giocatore da 1590 punti che viene dalla Namibia, non so neanche dove sia. E 4 C5 difesa sicula, A6 variante O'Kelly, una variante molto particolare, cavallo per D4 e 6, e qui ritorniamo in altre varianti, variante Can, dove la donna andrà in C7 e il posto della donna in C7 viene chiamato la culla per la regina, poiché la regina sarà inattaccabile da cavalli, poiché i salti sono stati inibiti da quei pedoni. Arriva alfiere D3, donna C7, la famosa culla, come dicevamo, della donna nella difesa siciliana, arrocco, cavallo in C6, alfiere in E3, secondo me qui si gioca tutto bene, e adesso arriva questo cavallo che minaccia la cattura di questo alfiere. Ora, qualcuno potrebbe giocare magari alfiere in E2, perché ci hanno insegnato che gli alfieri valgono un pochettino di più dei cavalli, ma non è questo il caso, perché questo alfiere in D3 si trova all'interno di una catena di pedoni. Quindi possiamo dire in modo molto simpatico che è un pedone un po' cresciuto, quindi non ha senso andare a perdere un tempo per spostare questo alfiere con la paura che lui ce lo catturi, perché questo alfiere vale 0, non vale 3 punti, vale un punto, è come un pedone a tutti gli effetti. Quindi se lui ci dà il suo forte cavallo da 3 punti per il nostro pedone un po' cresciuto, noi siamo felici. Qui Monti gioca alfiere F4 e qui arriva un pochettino, ancora una volta, questo errore comune, cioè di non abbiamo completato lo sviluppo, continuiamo a muovere sempre gli stessi pezzi. L'alfiere in E3 è stato già sviluppato, siamo ancora in apertura, siamo alla 7ª mossa. È difficile che ora ci sia qualche tatticismo che ci faccia vincere un pezzo, eccetera. Siamo alla 7ª mossa, occorre portare in gioco tutti i pezzi, magari un cavallo C3, magari un F4, iniziamo a prendere un tempo sul cavallo, possiamo già attivare questa torre, ci sono tante possibilità. Alfiere F4 è sì fastidiosa, ma ho perso la possibilità di portare in gioco altri pezzi e di sviluppare. Cavallo F6, cavallo in F3 si gioca sempre su questa inchiodatura, D6, cattura, cattura, pedoni doppiati. Bisogna capire se quel pedone in E5 è o no una debolezza, perché ricordiamoci questa definizione che una debolezza è tale solo se può essere sfruttata, ossia quel pedone doppiato è debole, ma come faccio ad attaccarlo? Avrei bisogno di un alfiere in C3 o un alfiere in G3, ma come faccio a portare l'alfiere in G3? Dovrei giocare F3, alfiere F2, alfiere G3, troppi tempi, è troppo lungo, idem alfiere D2, alfiere C3, troppi tempi, dovrei portare una regina in H5 ma mi sembra impossibile, quindi veramente già mi rendo conto che non riesco a attaccare quel cavallo, dovrei portare un cavallo in C4, cavallo D2, cavallo C4 che attacca qui in combinazione con altri pezzi. Sembra che sia veramente difficile attaccare quel pedone, quindi all'alba di tutto ciò quel pedone non è una debolezza. Alfiere D7, cavallo C3 e qui non sono sicuro che il cavallo C3 forse sia la collocazione migliore, perché se mi guardo attorno cosa può fare questo cavallo e dove può andare da C3? È sicuramente uno sviluppo standard, ma mi chiedo quale possa essere il futuro di questo cavallo. Torre che attacca a raggi X la regina, donna F3, regina che si toglie preventivamente. Arriva un po' di pressione su questo pedone che è saldamente tenuto, torre in avanti D1, perfetto. Qui arriva una possibilità di espansione con B4, con rimozione del difensore di questo pedone. Arriva ancora una volta questa mossa che si crea un attimino
qualche problema, ma si sa che il nero voglia giocare alfiere 7, che è la mossa che tra l'altro gioca dopo, quindi in realtà andiamo ad aiutarlo. Qui il nero deve giocare alfiere 7, non ha altre possibilità. Questa inchiodatura che non è un'inchiodatura non fa nulla, in C5 non può andare, in D6 chiuderebbe la colonna, l'alfiere va in E7, quindi con questa mossa noi andiamo a perdere un attimino un tempo e a favorire la mossa prossima del nostro avversario. Qui ora è interessante forse chiedersi che cosa si può fare adesso qui. Qui forse si può iniziare a parlare di piani di gioco, se non alfiere G5. Che diamine si può fare? Qui il motore vediamo cosa consiglia, siamo tutti bravi col motore, c'è alfiere H6, tatticismo, donna G3, ecco forse donna G3 è la mossa un pochettino carina, anche se bisogna sempre stare attenti a B4 che poi cade E4, bisogna stare attenti, è difficile, ancora una volta una mossa difficile, probabilmente ancora una volta senza saperne leggere né scrivere, forse un torre in F va in E1 che su iper supportava questo pedone, secondo me era una mossa semplice da giocare e che non aveva bisogno di troppe cose. Ancora una volta lo sviluppo non è stato completato, prima completiamo lo sviluppo poi facciamo gli attacchi. Re alfiere 7 a 3, regina in B7, come vedi il nero ha trovato un punto debole, lo sta attaccando in tutti i modi, finalmente ottimo, arriva anche l'altra torre in gioco. Pedone in A5, con l'idea credo di supportare sempre questa spinta per rimuovere il cavallo, arriva donna in G3 attaccando il pedone debole e attaccando a raggi X il pedone G7. Arriva prima questa contromossa sul cavallo, contromossa, ora l'alfiere difende tutti e due i punti deboli, cattura, il cavallo deve andare via. Vediamo dove può scappare questo cavallo. Se scappa in E2, ancora una volta mi chiedo quale possa essere il futuro, e il cavallo scappa in A2, mossa tra l'altro consigliata dal motore, sì, assolutamente sì, si fa pressione su questo pedone, a rocco corto, B3 per fermare quel pedone, pedone G6 e adesso ancora una volta si chiede di trovare un piano di gioco, perché qui sicuramente ora un piano è quello di riposizionare questo cavallo, perché un cavallo a bordo scacchiera sappiamo che non è bene. Sicuramente bisognerà trovare qualcosa da fare per questo alfiere che non sta facendo niente e sembra che non possa fare niente, che non ha diagonali buone. La regina potrebbe fare di più e che cosa ci potrebbe venire in mente? Il tipico piano di sfondamento H4, H5. Tutte le volte in cui il nostro avversario spinge G6 ci dà la possibilità di creare un punto di contatto con H5 con l'idea di aprire un po' la posizione. In questo caso specifico H5 non è buona, sembra buona, ma il nero avrebbe a disposizione H5 e con questa risposta il nero ha fissato i pedoni, ma ha fissato anche il nostro pedone in H4, che è una debolezza. Perché è una debolezza? Perché per ora, per come sta la posizione, questo pedone può essere difeso solo dalla regina. Quindi vuol dire che se noi non vogliamo perdere questo pedone, dobbiamo rimanere qui con la regina a oltranza. Oppure fare manovre strane, sparo, regina in H3, G3, regina in G2, regina in F3 per far uscire la regina, ma ci rendiamo subito conto che sarebbe sbagliata. Quindi un attacco di questo tipo in genere funziona, non in questo caso perché dopo H5 è vero che magari abbiamo, stavo pensando, possibilità di attacco in questo tipo, ma a parte che prima o poi perdiamo qui, ma basta semplicemente che il suo re se ne vada da qualche parte e finiscono gli attacchi di questo tipo. Quindi che cosa viene giocata ora? In partita viene giocata donna in F3, va bene? Donna in F3 fa sempre qualcosa, dà una mano alla difesa, attacca l'alfiere, ritirata strategica e ora alfiere in C4. Alfiere in C4, un po' di pressione su questa diagonale, ma temo che la pressione non sia a sufficienza. Qui probabilmente bisogna trovare un modo di portare il cavallo in attacco. Ecco, forse il cavallo in D3 sta bene, perché attacca il pedone debole in B4, attacca il pedone debole in E5, forse veramente D3 è la casa buona per questo cavallo, oppure altri riposizionamenti non ne vedo, perché anche se riuscissimo ad andare in G3 poi non fa granché. Cambio di torri, qui purtroppo, ecco cosa succede qui. Qui bisognava catturare di regina, poiché dopo la cattura di questo tipo, ok, c'è questa, ok, qui
il nero è sopra di un pedone e adesso minaccia anche alfiere in H1 con regina in G2, debolezza sulle case chiare. Vediamo se c'è una soluzione a questa roba. Cattura di cavallo, qui si minaccia sempre il matto. Come ci si difende qua? Regina F1 forse? Sì, regina F1 o regina in G4. Regina in G4. Ok, qui arriva purtroppo questo attacco doppio. Si perde una torre secca. Ecco, la cosa che mi piace di Montemagno e che è una cosa che io consiglio di fare a qualsiasi livello, sia che siate a 1000 punti, a 1500, 1800, 1900, è di giocare sempre, soprattutto online. Nelle partite ragionate questo consiglio vale meno, ma nelle partite online a 3 minuti, a 5 minuti, 10 minuti, giocate, anche se siete sotto parecchio di materiale, giocate perché quando non avete nulla da perdere, riuscite a essere anche più creativi e a fare mosse che sbalordiscono il vostro avversario, e l'avversario che invece ha tutto da perdere non giocherà con precisione. Lo vediamo adesso, perché adesso arriva già questo attacco di questo cavallo e adesso arriva questa mossa, questo sacrificio che è dubbio, è un sacrificio assolutamente dubbio. Qui la mossa migliore è F per E6, però F per E6 è una mossa che fa paura al nero perché, sai, scopre un pochettino il re e guarda caso il nero, talmente che ha tanto da perdere, non cattura questo cavallo. Quindi per questo dico, giocatevela sempre. Chiaro, se siete sotto di una donna e 2 torri magari abbandonate, però giocatevela sempre perché quando voi abbandonate magari potete vincere veramente anche per il tempo, perché a scacchi si può vincere anche per il tempo, e quei punti che magari state regalando subito abbandonando, in realtà magari riuscivate a fare patta o riuscivate addirittura a portarvela a casa. H6 qui arriva il tutto per tutto, alla fine si rimane solo con la regina e c'è veramente poco da fare. Bene, volevo esaminare ora quest'ultima partita dove a questo giro, se non mi sbaglio, la partita finisce in parità, esatto, e il buon Monti è con il nero. E4 C6, difesa Caro-Can, una difesa che io ho amato da piccolino. Ho iniziato a giocare a scacchi a 12 anni e l'amavo 12, 13, 14 anni perché mi ricordava tanto Dragon Ball, la Kaioken. Tra l'altro molti la chiamano Caro-Ken, invece è Caro-Can. D4, D5 e qui diciamo la linea principale è alfiere F5 e cavallo F6 anche c'è, con doppiatura di pedoni. È vero che ora il nero non ha pedoni sul centro, quindi su queste caselle centrali e semicentrali, ma è una delle difese più solide che ci sia. Qui sfido veramente il bianco a trovare un modo per vincere perché è veramente, veramente molto solida la Caro-Can. Cavallo F3, alfiere di 6 e qui il nero è già pronto per un bellissimo arrocco, che è quello che succede. Bisogna semplicemente fare attenzione ora alla debolezza che c'è qui, perché non essendoci più il cavallo in F6, che è un grande difensore del re, bisogna stare attenti se la regina riesce magari ad arrivare in H5 con la coordinazione dell'alfiere può risultare fastidioso. Arrocco, alfiere qui, inchiodatura, H3, rimane l'inchiodatura, questa mossa ovviamente sempre molto fastidiosa, e C6 per consolidare un pochettino la posizione e qui torre in E8. Probabilmente, vediamo cosa dice il motore. Sì, cavallo D7. Allora, cavallo D7 prima scelta, torre di E8 seconda scelta a pari merito. Qui che cosa dice sempre la teoria? Se devo scegliere cosa sviluppare tra alfieri, cavalli e torri, meglio i cavalli. Questo è linea generale. Se devo scegliere cosa portare fuori, meglio i cavalli. Quindi cavallo D7 sicuramente sarebbe stata una mossa, ma anche qui torre 8 va bene, un'interposizione di mosse. Questo cavallo bisogna capire che strada puoi fargli fare, se farlo intraprendere la strada via F8 oppure magari una strada via B6 che poi può andare in D5 e poi da lì si vedrà cavallo F4 per esempio. B4, questo tipo di schema di attacco non credo che sia fantastico perché ha creato il pedone C3 debole. Perché il pedone C3 è debole? Perché è un pedone che non può più essere supportato da suoi pedoni amici, quindi diciamo che il bianco si è autocreato una debolezza. Struttura invece più solida sarebbe stata A4, dove questi pedoni sono tutti in catena, non ci sono debolezze, e il pedone A4 invece può creare problemi. Torre 8, B4, cavallo D7 e qui G4 è molto coraggiosa e come vediamo adesso il nero ha un leggero vantaggio, lo vediamo anche dalla linea qui laterale di chess.com, poiché
questa mossa ha scoperto parecchio il proprio re ed ha indebolito definitivamente le case scure. Quindi probabilmente il nero dovrà cercare di giocare e vincere questa partita sulle case scure. Donna in C2, in realtà non si minaccia nulla perché la presa non fa paura, e qui arriva alfiere per D3. Allora, questa mossa l'avrei evitata perché è una perdita di tempo, nel senso che io perdo un tempo per catturare l'alfiere, potevo fare altro in questo caso. Cosa? Cosa? È interessante capire cosa. Probabilmente mi ispira molto Donna C7 in questa situazione, ho bisogno di spazio, probabilmente poi dopo cercherei di giocare alfiere F4 sul cambio, c'ho la donna molto centralizzata, questo sarebbe la prima cosa che mi viene in mente. Però questa cattura non mi fa impazzire, avrei sempre preferito che sia stato per esempio donna C7, alfiere per G6, io qui ero felice di giocare qualsiasi cosa, anche questa con doppi pedoni doppiati, questo quadrato che a volte si crea ed è molto carino, in realtà è un macigno. Vammi ad attaccare sto quadrato, se vai col cavallo qui non c'è assolutamente nulla. Se mi vai con qualche pedone, magari ti posso attaccare e poi finalmente posso mettere il cavallo in F6. In realtà questi due pedoni doppiati sono uno scudo, un secondo scudo in più contro il re ed è difficilissimo attaccarlo. L'unico modo è creare una batteria sulla colonna H, ma ha voglia di crearlo. Quindi non mi avrebbe fatto paura questa doppia doppiatura. Doppia doppiatura. Vabbè, la partita va con alfiere per T3, ripeto, non è che perdi con questa mossa, secondo me si poteva ancora una volta usare quel tempo per completare lo sviluppo. Cavallo in F8, ok, io credo che la posizione per questo cavallo sia quella di andare in F4, ancora una volta giocare sulle case scure, a questo punto il bianco mi dovrà dare il suo alfiere, io poi dominerò totalmente le case scure perché lui non avrà più l'alfiere camposcuro. Arriva questa spinta, arriva la cattura, arriva la cattura. Forse ancora una volta mi sarei lasciato catturare perché avrei sviluppato la regina, per esempio faccio una mossa a caso. Questa non mi avrebbe fatto paura perché dopo magari donna G6 era interessante la situazione, o magari c'era dell'altro, donna in E6 anche interessante, anche il motore vede questa mossa, quindi così diciamo gli faccio sviluppare gratis l'alfiere ed è così che va la partita. Ora la regina va via, regina in D7, ottima, si attacca il pedone. Urco, qui il bianco non la vede neanche, aspetta, ah no scusami, ok, cavallo in E2 in realtà serve a far controllare la regina questa mossa, non l'avevo vista. Alfiere C7, ottimo, il piano è giusto, quello di andare a dare scaccomatto sulle case scure, sulla debolezza. Cavallo in C4 che ovviamente impedisce alla regina di andare in batteria, e ora arriva F6 scacciando l'alfiere ed impedendo questa casa, B5 e il cavallo deve andare via. Adesso arriva la batteria, qui secondo me Monti sta giocando veramente da Dio e qui è in cerca di un cambio e forse è l'unico modo per non perdere la partita, forse c'era F4, cosa dice il motore? Sì, F4 come prima risposta, però su questa il nero finalmente va in vantaggio di materiale. Adesso bisogna capire come vincere questa partita. Arriva alfiere per F4, io qui con un +1 di materiale senza dubbio avrei cercato un cambio, anche perché in partita viene giocato alfiere H4, è vero che l'alfiere in H4 evita che il nero possa mettere una torre in D1, ma che cos'altro fa? Non posso riposizionarlo, non posso fare nulla, mentre questo suo alfiere secondo me è molto più forte rispetto al nostro. Qui senza ombra di dubbio avrei giocato questo, e poi sarei sceso in settima traversa. Va bene, Monti non chiede il cambio, cavallo che avanza per andare in ottime case, cavallo in G6, si portano in gioco i pezzi, ottimo, e qui vediamo se c'è magari un torre in E3, torre 3 prima scelta del motore, alfiere G5 seconda scelta, alfiere G5 per andare in D2, ottimo, e qui la torre va in settima, anche la torre in settima è giusto, ma in questo caso credo che in sesta era un pochettino più concreta come possibilità. Torre in settima vanno sempre bene. Attacco sulla torre, si poteva giocare torre C2, terza scelta del motore, torre 3 sempre, torre 3, cavallo per F4 prima scelta, va bene, anche torre C2 mi ispirava e non poco.
Va bene, qui arriva il raddoppio delle torri, qui bisogna badare un attimino cosa succede qui. Ora, ecco, qui mossa assolutamente capibile quella di Montemagno di giocare torre C2. Una delle cose che non bisogna praticamente mai fare nei finali è di giocare in maniera passiva. In maniera passiva significa torre in E6 che difende questo pedone, anche perché poi magari lui ti fa robe strane, tu giochi così. No, in realtà le torri sono protette, come non detto. Comunque, in genere si evita sempre di tenere le torri in posizioni passive e si cerca il contrattacco, che è la mossa che è stata giocata in partita, con l'idea di raddoppiare le torri in settima o in seconda traversa, fare le cosiddette torri gorilla e andare a dare matto. L'unica fregatura di questa situazione, del perché le torri gorilla non funzionano in questo caso, è che c'è l'alfiere che impedisce il classico scacco matto. Perché? Facciamo un esempio: supponiamo che l'alfiere invece era da un'altra parte, supponiamo questa roba qui, c'era il classico matto con torre qui, re qui, torre qui, re qui, torre qui, scacco matto. Ma essendoci l'alfiere che tiene H2, purtroppo le torri gorilla non sono forti, perché il massimo che può andare è in G2, però in H2 purtroppo non ci può andare. Quindi motivo per cui ora il bianco può veramente catturare un po' di pedoni, andare quasi a promozione con questo, e qui c'è poco da fare. Ora si può magari... no, non si può neanche cercare di sdoppiare questa torre, perché se sdoppi la torre perdi questa torre. È difficile come posizione. Chiede un cambio di alfieri, giustamente, così almeno ora si può fare il giochino di prima per dare matto. E ora qui arriva scacco, forse re in G6. No, re in G6, re in G6 forse ti chiedeva questa. Ok, il bianco decide di andare a dare scacco matto, praticamente imparabile, e quindi l'unica cosa che resta da fare è un perpetuo, quindi scacchi all'infinito fin quando la partita non finisce. Ok, che cosa si poteva fare di meglio in questa posizione? Difficile da sapere. Io, ripeto, qui quando mi ha chiesto, da che è stato un cambio di alfieri, c'era stata la possibilità prima di un cambio di alfieri, qui l'avrei chiesta subito e la posizione appunto sarebbe continuata in questo modo, con attacco sul cavallo che per esempio si sarebbe tolto. E adesso vediamo se funziona subito questa o magari il raddoppio. Il motore dice torre 3 subito. Sì. Quindi quando sono in vantaggio di materiali semplicemente io cerco di semplificare il più possibile. Il vantaggio di materiale è anche un solo pedone per poi giocare con maggiore semplicità. Bene, partite comunque tutte molto interessanti, tutte molto sudate, giocate fino in fondo. Spero che ragazzi questa analisi vi sia piaciuta, magari questo video lo vedrà anche Monti e spero che gli sia d'aiuto in qualche modo. Io vi ricordo che se vi iscrivete nell'Accademia di Matto Scacco per 29 euro al mese, che non è neanche una lezione di scacchi con un maestro, avete tutto, avete 200 ore di lezione percorso progressivo, incontri di gruppo, avete un maestro fide che video commenta le vostre partite in questo modo, anzi meglio rispetto a come l'ho fatto io, che è il modo migliore per migliorare e veramente riguardare le tue partite con un maestro e ti dice quali sono gli errori onde evitare che tu possa ricommetterli. Bene ragazzi, ci vediamo alla prossima, sempre qui su Matto Scacco. Ciao!